L'altopiano è pronto ad accogliere i turisti e si prepara una stagione estiva che vuol far dimenticare gli ultimi mesi. Ad Asiago, bar, ristoratori e hotel si stanno preparando a questo sprint. Ecco come. Ci stiamo preparando, noi stiamo sanificando tutto l'interno, tavoli, sedie, pavimenti, tutto l'arredamento e stiamo cercando di organizzarci soprattutto per i tavoli esterni per non creare disagi e ovviamente con i tavoli interni, quindi toglieremo dei posti, ci saranno degli spazi più ampi tra un tavolo e l'altro come danno le direttive appunto del governo. Tutto pronto quindi per il ritorno alla vita. Asiago è pronta, dal 18 pare che le seconde case possono essere anche ripopolate, per cui noi aspettiamo a braccia aperte tutti coloro che vorranno venire, perché ovviamente ci sono mancati in questo periodo. Ristoratori e albergatori chiedono che le autorità li lasciano lavorare per recuperare il tempo perduto. Direi che la voglia c'è e nella speranza che ci lasciano lavorare nel modo più corretto e cercheremo di fare il nostro dovere, mantenere queste distanze, però il problema grosso essenziale è quello dei posti a sedere che vengono ridotti praticamente a un terzo. Le prenotazioni fatte prima dell'emergenza sono confermate, ora non resta che aspettare l'arrivo di nuovi turisti. Quello che è stato prenotato prima di febbraio è rimasto in linea di massima, però nuove richieste pochissime.